Ecco, ci siamo. Buongiorno, benvenuti. Viva Buongiorno a tutti. Eccoci. Senti la voce migliorata. Ancora non c'è? Ancora no. Però ancora insomma no. dai, un po' meglio. Un po' meglio, ma ho usato tutto quello che mi hanno detto di usare i radioascoltatori, dal Bentelan all'Erisimo, l'Erisimo alla marijuana, ho usato tutto. All'acqua di Lourdes, Gargarismi. Sì, niente da fare. Però è migliorata, Sì, un po' sì, dai. Che domani vado a Lecce, capito? Faccio lo spettacolo là a Lecce. Allora, udite, quindi ce l'abbiamo fatta. Oggi avremo finalmente Alexander Marton, in arte Sandy Marton, ma con lui ci sarà anche Albano. L'ho sentito questa mattina al telefono, era ancora a Cellino questa mattina e gli ho detto: guarda Albano che viene Sandy Marton oggi, perché hai fatto quella canzone con lui, e lui mi ha detto: ma quale canzone, scusa? Ma come? No. Camminando per la caglie. Lui non se la ricordava di averla fatta, perché praticamente Sandy gli ha teso una trappola mentre girava la canzone, la stava registrando, gli ha pestato un piede e lui in quel momento lui ha fatto e l'hanno incisa. Tra l'altro avremo anche la versione masterizzata, perché quella che abbiamo sentito fino ad oggi era il provino, quindi radio di tutta Italia, se la volete costa €1. A noi proprio. Allora qui c'è Kalimba di Radio Kalimba, che ha già avuto la sua copia, la manderà, perché noi vorremmo che diventasse un tormentone. Anzi, noi ci rivolgiamo adesso proprio ufficialmente ad Andrea Salvetti del Festival Bar, perché io, se vedessi al Festival Bar Sandy Marton in coppia con Albano sarebbe il massimo. Al Festival Bar, Albano deve arrivare dopo, però deve uscire, deve entrare quando c'è l'esploso. Io l'ho proposta come inno d'Italia addirittura. Immagini i calciatori. No. Tutti là. A proposito d'Italia, vedo già Gattuso io. Sì, hai visto ieri? Sì, ho visto Gattuso mordeva le caviglie degli svizzeri, no? Gli svizzeri, visto? Però gli svizzeri, gli svizzeri ci hanno fatto tremare, visto? Sì, tutti, hai visto che tifo composto, tutti battevano le mani. Sì, dai, bravo. Tutti con le carte di credito. Allora, tra l'altro sono onorato di avere qui seduto in prima fila, posso dirlo, signori, attuali mi è arrivato una specie di schiccara, attuale campione d'Europa in carica, la nazionale italiana di pallavolo, e qui c'è l'allenatore Giampaolo Montali. Benvenuto. Dategli pure un microfono. Sasà, corri. Buongiorno Fiore. Scusate, ne approfitto, non si vede, ma si sente. Come non si vede? Ho portato una maglietta della nazionale campione d'Europa col tuo nome dietro, visto che so che sei. Cos'è? Anche Marco, abbiamo fatto anche Marco. Eccolo qua, a me il cognome, a te il nome. Vabbè, uguale, grazie. No, ma aspetta, ma quella par condicio. Grazie. Hanno preso il primo giocatore che si chiamava Marco. L'hanno riciclato, abbiamo fatto un riciclo. No, però è bella. Bella, molto bella. Sono un po' strettine, ma vanno aderenti. Ma scusa un fatto, ma sono proprio così? Grazie. I giocatori di pallavolo sono così secchi? No, è che vedi, prova a tirare, tira la maglia. Vediamo. Tira quanto viene, vedi? È un po' come io ho lo slip così. C'è un modello che va così aderentissimo, proprio lo so, per ma valorizzare. Infatti io darò l'effetto insaccato, però qua. Io. Bisogna stare attento, gli addominali si vedono, si sente. Senti, ti do del tu, siamo del 60, abbiamo scoperto. Di dove sei intanto? Di Parma. Parmigiano, ragazzi, la pallavolo è uno sport, tra l'altro. Mike Bongiorno, non so se avete seguito, ha detto adesso non seguirò più il calcio, voglio seguire la pallavolo. E quindi lui che ha detto proprio così. Ci sono i mondiali che inizieranno, dove sono? Sono in Giappone, a novembre, però adesso fra un mese iniziamo la World League, la Lega Mondiale, con una lega itinerante, giochiamo in tutta Italia. E dov'è che giocherete ad agosto? Ad agosto è proprio scelto la data giusta, 12-13 di agosto giochiamo a Catania. Si sta freschi, sta molto fresco. Il ritorno lo fate nel Sahara, lo fate ambiente fresco, sarà una gara a eliminazione. Ci puoi già dire qualche nome di convocati? Dai, oppure prima. Ancora
no. No, i nomi importanti li posso dire. Mastrangelo, Vermiglio, Cernic, Cisolla. Ma Cernic è il biondo, no? Diciamo che è il bello del gruppo lui un po'. Tra l'altro è quello che ha dato qui nella finale proprio di Roma, è stato il giocatore forse decisivo. Cernic, bravi, io ho seguito. Tra l'altro non è un giocatore di altissima No, quanto è alto Cernic? 1,91. Ah, ecco, un nanetto, insomma, dai. Per la pallavolo sì, perché certo. siamo è stato l'anno più numeroso di pubblico nel volley, vero? Sì, esatto. È stato perché guarda che il famoso occhio di Cernic, no? Baldini, che hai mangiato no, oggi? Niente, perché ti vedo proprio particolarmente in forma. Senti, Montali, stai con noi perché oggi avremo due grandi campioni che potrebbero giocare a pallavolo, no? Albano, alzatore. E Sandy Martin. Sandy Martin i numeri ce li ha dal punto di vista fisico, ma secondo me anche Albano. Sì, perché nella pallavolo esiste il ruolo del libero, dove l'altezza non è fondamentale, ma è importante stare in difesa e essere determinati, aggressivi. Lui una curiosità, ma quando i giocatori a un certo punto dietro si mettono le mani dietro, no? E cominciano a fare gesti con le dita, corna, cose, che vuol dire? Allora, all'inizio sono segnali di tattici, che proprio sono delle cose preparate, studiate. Verso la fine, se la squadra è sotto in difficoltà, cominciano a essere anche segni di altro tipo. Tipo il dito medio, infatti, le corna. Spesso le mani da dietro vanno davanti. Sono le tattiche. Sono segnali situazionali a secondo del momento. Che bella, la pallavolo è meravigliosa. Poi da quando c'è la battuta al salto, io mi ricordo ai miei tempi si batteva a padella. Sì, infatti, da sotto, è vero. Da sotto si batteva. Chi batteva da là, e mi dicevano sempre bisogna colpire il pallone dove c'è la valvolina. È vero, si diceva sta cosa. Infatti c'era questa idea che colpendo nella valvola la palla flottasse. Avevamo tutti le stimmate, da una parte c'era col cretino dove c'è la valvola. Un cretino unico. Un cretino. Incredibile. Allora Montali, noi ci sentiamo nel corso della Faccio gli auguri di compleanno a un grosso fantino che è Gabriele Vietolini, che oggi fa gli anni. Il mio sport, oggi giornata lo sport preferito a Baldini. Tu sei un fantino vero, fantino che galoppa, che cavalca il cavallo, non sul calessino lì. No, io non me ne quello intendo. è trotto. E che vuol dire? Trotto e calesse, galoppo è sul cavallo. È sul cavallo. Hai mai scommesso su di lui? L'ho anche preso, Ermacchia 8, vieni via. Incredibile, un uomo e il vizio. Allora ricordiamo che stanno arrivando Sandy Martin e Albano. Ecco, vedo incredibile, credo che sia una figlia di Albano che è arrivata con una mela. Tu sei Romina Junior, vedi, arriva prima del padre. Benvenuta, come stai? Oggi padre ancora non c'è neanche. È il tuo compleanno oggi, vero? È il tuo compleanno. Oddio, sì. Quando arriva tuo papà? Ma non lo so, dovrebbe arrivare tra un po'. Bravo. Lui c'ha la pista a Cellino, no? Proprio dall'aeroporto a Cellino San Marco. C'è l'Air Albano che parte direttamente da lì. Albaneir. Mentre Sandy Martin arriva da Ibiza e arriva direttamente con un gommone. Perché lui piace, il mare, mi piace il gommone, Ibiza. perché ha i capelli lunghi. Io mi ricordo, guarda, vedevo i primi concerti di Sandy Martin quando c'aveva la tastiera quella laterale, tipo chitarra, ed era anche oggi è un bel ragazzo. Certo. Anche se c'ha già 47 anni. C'ha l'età mia, 59, ma all'epoca aveva sti capelli biondissimi e lui sai cosa faceva? Quando cantava metteva la testa in avanti, i capelli andavano alla prima fila, le donne si aggrappavano e venivano catapultate indietro con lui. Beh, io ieri ho raccontato diverse gesta di Sandy Martin, io non ho mai visto un uomo così. Lo so. Ti ricordi quando fecero il film Un uomo chiamato Cavallo? No, non in quel senso, cretino. Pensavo. Io non ho mai visto una cosa, essere fidanzato. Al successo che ha avuto con le donne. Cioè lui non gli fregava niente di cantare, People Forever, niente. Lui dalla mattina alla sera. Ma non sai che a Ibiza poi era famoso. Tu quando atterri all'aeroporto, di Ibiza, ci sono proprio le indicazioni: Sandy Martin, Sandy Martin Ovest, Sandy Martin Est, in modo che tu segui. E poi la battuta che su Sandy si fa da 30 anni è quando uno lo incontra, gli fa Sandy Martin. È la famosa battuta che si facevamo già ai tempi. Vogliamo cominciarlo questo? Ancora dobbiamo mettere la sigla. Non abbiamo presentato
presento il Sandy Martin nero. Eccolo lì. Sandy Martin, ci siamo. Eccolo là. In miniatura. Lui è un perfetto misto tra Albano e Sandy Martin. Ci assomiglia un po' a Albano se lo guardi bene, Veramente, se i geni di Albano e i geni di Sandy Martin si fondessero, esatto. Ecco, e nascerebbe Cremonesi. Eccolo là, fantastico. Va bene, Cremonesi col suo gruppo, noi cominciamo con la sigla. Vai. Presenta Hit Parade. Ci siamo. Assemblea Banca Italia. Ieri Draghi ha parlato. Il segreto dell'Italia, come dice Draghi, nella crescita e anche nella ricrescita, direbbe qualcuno. Esordio purtroppo con inconvenienti del nuovo direttore, perché purtroppo appena Draghi apre bocca la platea si infuoca. Certo. Ma ci sono. Hai sentito questa notizia del principe Alberto di Monaco? No, quale? Ha riconosciuto un'altra. Sì, ormai è così. Lui è i primi che vede, c'è piacere, le riconosce, i suoi, vabbè. Tra l'altro ecco, c'è la notizia, guarda, è uscita adesso, il principe di Monaco, c'è un fischio, ragazzi, c'è qualcosa che fischia, credo. Io? Sei tu, il adesso? Tuo incisivo. No, non credo. Il mio incisivo, vabbè, non fischio più. Il principe di Monaco ha riconosciuto una seconda figlia dopo l'adozione a distanza. Alberto lancia il riconoscimento a cacchio, così. Certo. Vabbè. Ci sono delle battute che arrivano qua, delle notizie. Delle ansie. Sì, meglio una non la posso leggere, che rischierei subito. Veramente. Chi riguarda? Chi riguarda? Si può dire? Sì, Rutelli. Lasciamo perdere. Fa parte del governo. Dopo il discorso di Rutelli alla Camera, le sue cellule staminali chiedono il trapianto. Continuo a risentire il fischio continuamente. Provo a cambiare cuffia io, dai. È la cuffia di Baldini. Allora, Baldini, ti levi quell'amplifon che ha all'orecchio, esatto. Perché non so. Ma non ha mai fischiato oggi la prima volta? Oggi fischia, perché ti devo dire, perché dà fastidio. Mi metto questa? Sì, come tutti i cristiani normali che si mettono le cuffie. No, lui c'ha le cuffie assorbente, cioè interno. Che ecco, adesso va meglio? Sì. Sembra un elicotterista ora, però. Ecco, stai bene, stai bene. Poi, capito, la cuffia ti aiuta perché ti sfina il mento, capisci? È sempre così. Sembro l'asso di picche. Stai bene, stai bene. Sì, bene. Insomma, va bene, dai. Allora, il governatore di Banca Italia, questa è una notizia che interessa a tutti quanti, Draghi ovviamente chiede ai lavoratori di andare in pensione più tardi. Da Napoli gli rispondono non più tardi delle 8, massimo 8:30, perché poi dobbiamo andare a farci una pizza. A proposito di Napoli, io direi di collegarci con il nostro presidente Quirinale, scusa che mi è andato all'occhio su un testo di Sandy Martin, perché sai, abbiamo preso tutti i testi delle canzoni di Sandy Martin. Questo si chiamava Camel by Camel, che non so se era dedicata alle sigarette o sarebbe bella cantata da Camilleri, che sta Camel by Camel. Visionando my fantasy full of mystery. Questa non me la ricordo, mi ricordo solo Camel by Camel. Quella lì sì, I can fly over golden desert sea. Non mi ricordo, poi ci faremo spiegare. Che ridi? Cosa ride lì? Così. Perché come fa? Perché avremo due repertori misti, quello di Sandy Martin e quello di Albano. Allora, io Albano non vedo l'ora che quando arriverà io gliela devo chiedere, perché io mi ricordo ragazzino il primo disco che comprai, proprio comprato e messo nel mangiadischi Lesa. Lui era un giovincello, fu Nel Sole. Io proprio nel sole ero a riposto, mi ricordo ancora, vicino Catania, qui Montali, perché Catania all'epoca aveva pallavolo, eravamo fortissimi, vinse addirittura la Catania Paoletti, vinse lo scudetto, sappilo, di palla Scilipoti, Nello Greco, c'erano dei giocatori meravigliosi, e io mettevo nel mangiadischi Lesa, si chiamava Lesa, colorato, Nel Sole, era bellissimo.
in tonalità era proprio, non era una tonalità, era un ultrasuono, sì, era l'Everest. Sì. La faceva in ultrasuoni, sì. E quando arriverà io gliela voglio chiedere, spero che la faccia, e bene, poi finalmente sentiremo Camminando por la calle, che vuol dire pestandomi il caglio, io cancai. Questa canzone, certo. Allora colleghiamoci con il Quirinale. Presidente Napolitano, sentiamo se c'è. Siamo alla vigilia di un evento importante per la nazione, la festa della Repubblica domani. Sentiamo come si sta preparando il nostro presidente. Attendo un attimo, centralino, cambio. Sì, buongiorno, viva Radio 2. C'è il presidente. Ah, lei il centralino sta bevendo un attimo. Me lo immagino io che il centralino in questo momento stia bevendo, che non lo vedo. Allora, c'è il presidente Radio 2, buongiorno. Scusate. Si sgracchi. Il presidente è occupato con le più alte cariche militari dello Stato, cambio. Sì, che si sta organizzando per domani, certo. Può provare a sentire se può venire al telefono, però. Sa. Un attimo, provo, attenda in linea, bene, mettiamo sentiamo la musichetta. La pizza Caterina. Siete in linea con il nuovo Quirinale napolitano. Sì. Se desiderate la composizione di frittura di calamari a forma di maschio angioino, digitare 1. No, guardi, non ci interessa. Se desiderate la radiolina a transistor con la manopola della sintonia bloccata su Radio Forcella Sound, digitare 2. Neanche questa ci interessa, no? Se desiderate la statuina di Sant'Ammaro, protettore dei contrabbandieri di sigarette, sul motoscafo blu a file da mettere nella vasca da bagno, digitare 3. No, guardi, vorremmo parlare con il presidente se possibile. Vabbè. Un attimo, la mettiamo in collegamento, cambio. Va bene. Sant'Ammaro. È quello che mi ha fatto ridere pure a me. Pure a me, Un attimo, c'è il presidente, sì, eccolo. Lì. Sentiamo. Care paesane, C'è. care paesane, scusate, Sì. ma sono impegnato in qualità di capo dello Stato e capo delle forze armate Sì. in un incontro con le alte gerarchie militari. Vabbè, ok. Un attimo, scusate. Sì, allora, generale, forse si mette in porta. Si mette in porta. Prende questi guanti e ci sputi sopra. Forse io batto il rigore. Ma dai. E però mi servirebbe il ministro della difesa che fischia. Certo. Un attimo. Ma vado a ricordare chi è il ministro della difesa. Certo, che lui Clio! Ah, il presidente sta chiamando sua moglie che si chiama Clio. Clio piglia un poco la gente, vedi? Sì. O ministro della difesa, chi? Alla ministro. Non c'è. Vedi alla D. Difesa ministro, forse. L'ho messo per cognome. Chi è? Parisi. Eter Parisi, ministro della difesa. No. Presidente, guardi, forse è Arturo Parisi, Scusi, Baldini, per caso è uno piccolino? Con l'accento sardo? Sì, direi di sì, è lui. Ah, vabbè, allora è arrivato. Allora, caro Parisi, tu sei il ministro della difesa. Vieni qua. Dai, fai una bella schiena. Qua. Devi fischiare. O fischiare. Io batto rigore, O generale, se tu fa pesce e fa una parata. Ovviamente è una parata militare. Ah, ecco, certo, domani è il 2 giugno. Siamo pronti? Batta a rigore, presidente. Vai, Parisi. Sentiamo. Se Parisi mi hai pigliato l'orecchio con sto fischio. Generale, pronto che io tiro, Sentiamo, colpito di collo pieno. Ma lo va a finire sto pallone. Mannaggia. Dove va? Aia. Mannaggia la miseria. Aggio cogliuto. Ho specchio nell'ingresso del Quirinale. Vabbè. Mo so 7 anni di guai. Ma proprio mo che comincio settennato. Lo so. Mannaggia. Non ci pensi, presidente. Non s'arrabbi. Senta. Mannaggia. Faccia un discorso ai nostri ascoltatori. Per favore. Care paesane e care paesane. Basta che c'è stato sole, che c'è rimasto o mare. Una nenne cora a cora, una canzone per cantare.
chi ha avuto, e chi arate, scordammici o passate, sim Napoli paesa. Conoscete il mio discorso? Vabbè, non è che uno, Presidente, vabbè. Avete avuto una soffiata? Sì, ho avuto una soffiata. Vabbè. Vi lascio con l'articolo 1 sì? della nuova Costituzione napolitana. Qual è? L'Italia sì? è una repubblica sì? fondata sul lavoro, giusto? Ma anche sulla pausa caffè. Beh, grazie al Presidente Napolitano. Quirinale. Eccolo. La parata c'era? Sì, c'era. Oh, è arrivata Crystal, io i nomi che vostro padre vi ha messo sti nomi facili. Ciao Crystal. Ciao Fiore. È arrivato papà? No, non ancora. No. È sempre in ritardo. Sempre così. Tu sei anche una cantante, so, ti ho sentito parecchie volte. Come sono? Brava. Anche tu sei bravino. No, me la cavo. Ma non come cantante, sai, io sono uno showman. Sono uno showman. No, ti ho sentito cantare a Domenica In, tra l'altro hai una pronuncia inglese fantastica. Tu andavi a scuola al Marymount per caso? Al Marymount per un po', poi alle Rosee in Svizzera. Tutta roba così, dietro Cellino, dietro Cellino. Ti accompagnava tuo papà a scuola la mattina da Cellino, ti lasciava l'elicottero col jet. No, ma veramente una pronuncia perfetta, la so. Si chiama Air Cellino. Parliamo un po' in inglese, Alright, what's up, baby? Che succede? Sarei io, baby. T'ha visto giù, sarei io. Well, thank you. No, well, thank you. You wanna sing now? Right now? Yeah, no, with you? No, with the Little Man, the Little Sandy, sì. Little Sandy Martin. Esatto. Qualsiasi canzone, quella che ti viene in inglese. I don't want to ruin your show. Cosa ha detto? Che non vuole rovinare il tuo show. No, ma che sia, guarda, tu volendo potresti anche improvvisare, lo sai? Sì. Guarda, fai degli accordi e tu improvvisi così. Guarda, senti, così a casa. Vai, Crystal, ti sto per svenire, non mi fare queste cose. Vai tranquilla, serena, sappi che siamo tra amici. Tra di noi, sai. Puoi dire anche what's happening, man? Ecco Romina Junior che le dà una mano. My baby flower. Yes? Senti che come sta bene, vedi? You are my light. Tu sei il mio accendino. Sapevo io. Va bene così. Non era così? Tu sei il mio accendino. Cioè, se ci fosse Albano come sarebbe intervenuto subito. Certo. Ma lui non pensa c'è se lui ancora. Fosse qui e uno gli avesse detto non puoi parlare perché impazzirebbe. È vero. Ma non c'è. Che bello. Beh, vedremo dopo quando arriverà Albano cosa combineremo. Nel frattempo io voglio chiederti una cosa. No. Sì, te lo devo chiedere, purtroppo te lo devo chiedere. Dimmi, già so che. Tu sai perché? Eccola là. No, io non so perché. Non lo sai perché? Mi dispiace, non lo so. E allora dovresti saperlo. Lo so. Perché ci sono dei perché nella vita che vanno saputi. Anche se sono un po' demenziali, ma però vanno saputi. Non abbiamo sbagliato neanche un congiuntivo. No. Un verbo, io ti dico. Sì? Ti dico. Ciao Marco. Ciao uomo di Sai Perché. Ciao, datemi un po' di volume sul Sai Perché. Volevo dirti, tu sai perché? No, senti, io no. Sai perché nella partita di calcio Svizzera-Italia gli italiani erano in forma e gli svizzeri erano in Emmental? No. No, non lo Dovresti sapevo. saperlo. No. Senti, e qui andremo in galera, secondo me. Sì. Vai senti, in galera. sai perché il Papa non ha mai chiarito la posizione del missionario? Le guardie svizzere Ci verranno a prendere con l'alabarda. con l'alabarda e ci portano a Castel Sant'Angelo. Sì, ci mettono lì Sì. Vai. e ci fanno recitare 1300 Padre Nostro Sui ceci, anzi, ceci. sulle puntine da disegno. E ci lapideranno con i ricci di mare, Sì. imbevuti nel curaro. Certo. Escomunicati. Senti, Sì. senti, Sì. sai perché durante la cremazione la camera ardente è molto ardente?
Lo no, so. non lo so io perché. Vabbè, te ne dico una leggera. Sì, sai perché dopo i nuovi 4 assunti Radio 101 è diventata Radio 105? Che vabbè. bello. Senti, a proposito, sì. Stai vagliando se dirlo o no? Sì, la vaglio. Dilla, via. Non so. Dopo quella di prima. Vai. Perché c'è una parola che non vorrei dire. Falla capire. Culo. Allora no, meglio non dirla. Non si può dire. Non si può. Però detta nel contesto magari. Sì, ma vabbè, dilla, e poi vai. basta con questa ipocrisia. Perché non si può dire la parola culo e gomito sì? È vero. Che differenza c'è? Spalla, ginocchio. Esatto, quindi sai perché una presa per il culo non è una cosa bella, ma se infilano la spina è anche peggio. Chiediamo scusa, Chiediamo scusa, ma purtroppo così è. Lo so. Così è. Senti, sai perché a Cessalto Berlusconi non va mai in bagno? Certo. Lo so. Vabbè, dai. Lo so. Ce ne sono altre? Senti, a proposito, ce n'è una che ti riguarda. Eccola. Sai perché la prima volta che la tua fidanzata ti ha visto nudo ha citato la frase del governatore della Banca d'Italia Draghi? Cioè? Io credo nella crescita. Simpatico uomo, mi sai perché. Allora, ci siamo? Sì. Eccola. Grazie, che è successo, Marco? C'era l'uomo di sai perché. Io mi sono indemoniato. Lo vedo, ogni tanto perdi il demonio. Diventi verde. Allora sta per arrivare Albano e Sandy Martin, arriveranno in groppa, uno in groppa all'altro. Cioè, nel senso, bisogna vedere chi sta sotto. Secondo me Sandy. Sì, è probabile. E Albano sopra, secondo me sì. Allora tra qualche minuto li avremo con noi e adesso Radio Promozione. Canella. Sei tu? Sì. Io consiglio a tutti gli ascoltatori di ascoltare la radiopromozione perché l'interpretazione di Baldini va ascoltata, la tua naturalezza. Veramente. Lo so che ci vuoi fare. E poi mi alleno perché? Vai, sì. Ma perché questa notte? Vedi? Chi sai, tonalità originale questa? Sì. La tonalità originale. Tonalità originale? Sì. Ok. Non è più lunghe che non passano mai. Mi sembra, originale? guarda, mi sembra a orecchio vado, re minore. Sì. Vero? No, è re minore. Vedi? Sì. No. Ma forse bravo Baldini. Questo è un la. È un la. È un la? Baldini, È un la migliore. La migliore. Ma scusa. Con che nota parte a cantare, visto che sei così bravo? Con che nota parte a cantare? Albano parte con non so, con un ultrasuono, sì. Nel sol, non era nel sole. Nel sol! Certo. Adesso mi taglio le vene. Bene. Vabbè, radiopromozione. Dai, andiamo. Il Bellini di Canella è un aperitivo composto da 2 parti di spumante, una parte di succo e polpa di pesche bianche e alcune gocce di lampone di bosco che gli danno il caratteristico color rosa. Le pesche della tenuta Canella vengono lasciate sull'albero finché non raggiungono quel perfetto grado zuccherino e quel profumo che solamente la maturazione al sole sulla pianta può garantire. Regalatevi un Bellini di Canella da gustare freddo per brindare con chi amate. Eccoci di nuovo. Allora attenzione, le porte si stanno aprendo. L'applauso si alza nel cielo. Sta entrando. A Viva Radio 2. Stanno entrando. Eccoli, Sandy Martin e Albano. Eccoli. Stanno salutando il pubblico. In questo momento il pubblico salta. Loro stanno camminando sui tavoli. Sentite il pubblico in delirio. Eccoli. Ecco, Romina e Cristel ballano nel frattempo. Ed eccoli qua, buongiorno. Buongiorno, ciao Fiorello. Allora sentite che coppia. Buongiorno Sandy, così facciamo sentire la voce. Senti questa voce. Eccola là. E lì è cominciato tutto. Ovviamente è cominciato tutto all'Isola dei Famosi. Io però attaccavo a dire, senti questa voce faceva camminando io te vi. Ah sì? Vedi? Sì. Ma è vero che tu non ti ricordavi di aver fatto questa canzone? Giuro che non mi ricordo queste note perché non facevo nient'altro che incominciare ogni mattino insieme allo sciacquito del mare, anzi della laguna. Lui attaccava a cantare appunto Camminando por la calle io te vi. Ma sai cosa succedeva? Che
Lui gli rodeva il culo. Ah no, scusa Sandy, noi abbiamo chiesto il permesso. Scusa, posso chiedere permesso? Sì, culo. Ok. Vabbè, ok. Allora c'è solo una frase che camminando per la calle io te vi, camminando mi innamoro di te, e lui non ci credeva. È incredibile perché fare un pezzo con una frase sola non è possibile, cioè incredibile. No, è possibile, l'abbiamo fatta. E con l'inciso tra l'altro che non dice niente, perché l'inciso alla fine è quello che fa Albano, no? Esattamente. Che fa na 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 na. Io non me lo ricordo, tu te lo ricordi? Io neanche. ma l'ha cantata una volta sola. L'ha cantato una volta sola quando gli pestasti il piede. Quando gli pestasti. Esatto. Tutte e due me li ha pestati. Che poi fosse un pesto genovese, due piedi, due mattonacci di questo genere, insomma, te ricordi a vita. No? Per il nostro pubblico, ricordiamo che Sandy Martin non è italiano, perché qualcuno pensa magari, sai che ai tempi negli anni '80 purtroppo il fischio è sempre continuo. No, io stavolta non c'entro. No, forse come no? No, sì, perché c'entro? No, non c'entro. C'è un arbitro in giro. Forse questa cuffia? Perché ai tempi si usava, no? Si usava negli anni '80, niente da fare. Negli anni '80 si usava che dei cantanti italiani cambiassero il nome, non so, tipo ditemene uno adesso. Sì, Denarro. Che non era denaro, no, in realtà è un nome italiano. Oppure si chiama Bruno. Chiama Bruno. Oppure Gazzibo si chiamava Paul Mazzolini. Esatto. Oppure chi c'era ancora? P-Lion come si chiamava? Non lo so. Ryan Paris, vi ricordate La Dolce Vita? Gioiello. Gioiello, pensate che Agostino Presta. Sì. Tutti magari pensavano che invece Sandy Martin fosse un altro italiano, invece no, Sandy Martin. Io sono croata. Tu sei croato? Croato. Ragazzi, scusate, aiutateci in qualche modo, perché c'è un fischio fisso, proprio fisso. Attenzione, è là. Ora troviamo. Ok, vedi? Non c'è. Allora sono croato. Tu nasci a Zagabria. Io nati a Zagabria 46 anni fa. Io mi chiamo Alexander, però sono nato una domenica e mia madre, come parlava solo russo e croata, pensava che domenica si diceva Sandy, era Sunday. Sunday, okay. Sì, così sono rimasto Sandy Martin fino adesso. Incredibile, senti l'accento Sandy Martin. C'è un fratello che si chiama Giovedì, infatti. Sandy Martin, poi Tuesday, esatto. E no, cosa mi scrivono? Gazzibo in italiano era il nome italiano di Gazzibo era Ombrellone. È deficiente. E poi dopo ti trasferisci a Ibiza ti trasferisci. No, sì, mi trasferisco a Ibiza, poi vengo in Italia, conosco Claudio Cecchetto e lì comincio. Perché lì a un certo punto Claudio Cecchetto ti incontra in un ristorante, no? In una discoteca c'era Massimo Carpani che era suo socio, in una discoteca, e mi porta a compleanno della figlia di Demita. Pensate che giro strano. Che giro strano. Sì, allora sono uscito sul palco che io non facevo niente, facevo presenza. Sì, sono piaciuto alle ragazzine, ha detto ma tu canti, mi ha chiesto. C'è questa faccina. Scusa, forse sei tu che fischi sempre. Proviamo un po' adesso. Da 30 minuti che stiamo tentando di capire chi fischia. Sono io. Era lui. Allora aspetta. È interessante. Allora dici, tu canti? Dice tu canti, dico ma perché? Guarda, c'è avuto successo con le ragazzine qua, si può fare qualcosa. E così è cominciata. Però è vero, pensate che la storia, tu non scrivesti People from sente, no, peggio di prima. Un attimo, allora, tu scrivesti il pezzo che era Gente dei Ibiza, vero? Non era People from Ibiza, la versione Gente dei Ibiza. Facciamo una cosa, non diciamo più niente che c'è il fischio. No, facciamo finta. Perché sai perché? Perché mi ci sono affezionato. Sì, anche io, se lo tolgono non sembra più. No, lasciamolo stare. È bello così. E Claudio Cecchetto invece ti convinse e ti disse se vuoi avere successo devi fare in inglese People from Ibiza. Chiaro, internazionale. Quante copie vendette People from Ibiza? Ma non so, ancora si vende qualcosa, 3 milioni, 4 milioni, una roba così. Ce l'avete presente? Lui ancora vive di rendita meno male con People from Ibiza, incredibile, non ci voglio credere dalle mie orecchie. People from Ibiza. Io adesso ti chiedo tu guardate ragazzi che è impressionante, veramente, anche perché voi pubblico che siete seduti qua non lo sentite. Noi sì.
noi lo sentiamo in cuffia, il che significa che sembra un esame audiometrico. Sì, è vero. Sai quando ti fanno sentire? Poi pigia il pulsantino. Che io ho fatto l'esame audiometrico e non lo pigiamo mai il pulsantino. Ah no? Sono sordo. Grazie a questi fischi. Allora, la possiamo fare un pezzettino, te lo ricordi? Sì. Dai. Quale vuoi? Ma come quale? The People? Certo. Però Tra l'altro in spagnolo, come la vuoi? Però io vorrei un po' più di voce nella cuffia perché adesso non ho tolto tutto. Se no fischio da qua. Vai, 2, 3, 4. Dai. Aiutaci. Si ballava così. Andiamo, Fiore. Non me la so. 1, 2. I was jumping up and down, all around, from down to down, meeting people of every kind. Some are good and some are bad, some are happy, others sad, never know who you will have. I'll never met people like my friends from Wonderland. Ancora una di queste. Such a crazy band like my friends of Wonderland. E tutti insieme cantammo. 1, 2, 3. People from Ibiza, oh people from Ibiza, boys from Wonderland. Se la ricorda, In albano. People from Ibiza, oh people from Ibiza. Oh, bella! Adesso chiedo scusa ad Albano perché noi alla canzone Camminando por la calle ci arriveremo poco a poco. Certo. Gradualmente. Per cui adesso, signori, è giunto il momento di Al. Ehi. Aspetta, attenzione, la figlia di Demita, attenzione, incredibile, ascolta la radio e se lo so, non vi preoccupate, finta di nulla. Ascolta la radio e dichiara: pensavo che la mia unica colpa fosse essere figlia di Ciriaco, invece sono anche madrina di Sandy Martin. È una battuta. Salutiamo. Forse abbiamo scoperto che il problema è nel microfono, forse. Vediamo. Senti, continua a fischiare, non è possibile. Allora, 1, 2, 3. Io non mi sento. Adesso sì, però. Adesso. Albano, prova tu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, adesso Okay. sì mi sento anch'io. Perfetto. Bene. Signori, è il momento di Albano. Tu non c'eri ancora quando io ho raccontato la storia di Nel Sole, la storia che mi riguarda, che è stato il mio primo 45 giri comprato proprio perché io non sono tanto ragazzino, so i miei 46 anni e ce li ho. E quella canzone lì mi dà. Sono di fronte all'eternità, niente. Ucciso. E questo è il mio Albano, vedi? Uno così dovrebbero farlo senatore a vita. Sì. Senatore del buon umore. Non esiste questo ministero? No, non esiste, ma ce ne sono tanti senatori del buon umore in politica. Ce ne sono tantissimi, ragazzi, basta che. Non ne conosco uno. Basta aprire i giornali e ti diverti. Beh, sempre Berlusconi è uno del buon umore, no? E io quando penso a Berlusconi che ancora conta i voti, mi viene da è sorridere. ancora lì, Mi viene da sorridere. È fantastico. 3.252.000. No, mi piace quando Berlusconi dice è impossibile, 24.000 voti e hanno preso tutte le istituzioni, ma abbiate paura dell'uomo paziente che è lui. Sì. È meraviglioso. Allora, ma scusa, una curiosità. Tu hai un nome, Albano è un nome d'arte? È un nome di battesimo. C'è proprio Albano. Mio padre stava in Albania, disse chiamalo Albano. Ma dai. Sarà la nostra fortuna, disse a mia madre. Quindi poi come nome d'arte diventò Al staccato Bano. Stavo nel clan Celentano e loro utilizzavano come hai fatto stavi nel clan? Sì, ho fatto 3 anni di clan. Ma è non stata ci una credo. scuola straordinaria. Con Celentano? Io incidevo con l'etichetta Fantasy si chiamava, ma stavo nel clan. Chi c'era in quel periodo? C'era Ricky Gianco, Ricky Gianco, Don Bachi, Guidone, Pilade. Pilade, tutte le canzoni Pace, Sì. Panzeri e Pilade. Ne avranno scritte migliaia di canzoni. Sì, Sant'Ercole. Nel Sole come nasce Nel Sole? Nel Sole nasce, erano 2 canzoni. In quel momento il mio produttore era Pino Massara e ha sentito queste 2 canzoni e ha detto: ma secondo me se teniamo buona la prima parte della prima e buona la seconda parte della seconda, noi uniamo questo. Ma non ci credo. Giuro. C'è da 2 canzoni. Perché una era tutta in minore e l'altra era tutta in maggiore. In minore?
È un po'. È la sofferenza della notte. E poi. Invece l'altra. No, quello è un'altra, vero? Signori, io adesso mi zittisco. Sandy, tu non c'eri in Italia? Io non c'ero. Questa è una primizia per me. Cos'è una? Primizia. È una novità però per Sandy Martin. Allora, che anno era? Non lo so. 67. Io avevo 7 anni, per questo mi ricordo che lo comprai, andai proprio io in negozio e disse Moduna o sole, così. Perché all'epoca non parlavi la lingua. No. Scusate che c'è una cosa, la giustificazione, ecco perché i fischi. Allora, un tecnico radiofonico ascoltando la radio suggerisce che i fischi in cuffia possono essere in realtà degli ultrasuoni di benvenuto che i microfoni fanno quando riconoscono Albano. Non male, vedi? Non male. Io devo dire che tutto questo teatrino doveva arrivare qua per sentire i fischi. Viene osservato dall'allenatore della nazionale di pallavolo, devo dire con gusto. Quando voi fate dei sit-in di pallavolo, se volete ci chiamate così vi invogliamo al buon umore, così può servire psicologicamente, no? Anche perché noi le pause che abbiamo sono tantissime, quindi cantiamo in continuazione. Allora lui avrebbe detto delle cose, però mancava anche l'ultrasuono di benvenuto. Anche un fischio. Ok, facciamo lui io l'ho capito. Sì, anch'io, va bene. Tu traduci, Verdini. Ha detto che in effetti loro fanno delle lunghe pause fra un allenamento e l'altro, e dunque avrebbero anche bisogno di Montali, quando c'era Nel Sole ti ricordi dove eri? Dunque io di solito ero in campagna, in provincia di Parma, passavo le estati in campagna con i miei nonni e ascoltavamo queste canzoni con i nonni, però non è molto carino, però io avevo la tua età, 7 anni. Tu quanti ne avevi, scusi? Io ne avevo ne avevo 67, 23 anni. Quindi era un ragazzino anche lui, solo che lui ha cominciato presto, quindi. Quando hai cominciato, Albano? Io ho iniziato a cantare da quando sono nato. Subito, nelle campagne di Cellino. Sono nato con un bell'urlo. Subito. Poi lì tutti quanti, tu andavi in chiesa e ti dicevo silenzio, andavi a scuola e ti dicevo silenzio, andavi prova a parlare in casa e ti dicevano silenzio. Allora la mia maniera per esternare era quella di cantare quando stavo per fatti miei. Di fare proprio l'urlo all'Albano, che ormai è diventato celebre, signori, Nel Sole. Vai. Suonato o anche cantata? Suonata e cantata. Perché questa notte alle ore più lunghe che non passano mai. Qua minore devi fare. Questo deve essere un La minore. Che non passano mai. Bella così, Ma perché ogni minuto dura un'eternità. Quando il sole tornerà e nel sole io verrò da te. Un altro uomo troverai in me e che non può più fare a meno di te. Quando il sole tornerà e nel sole io verrò da te. Amore, amore, corri incontro a me e la notte non verrà mai più. Mi si sono inclinati gli occhiali. Attenzione, una notizia che ha dell'incredibile. Vai, grandioso. Ha dell'incredibile. Albano, senti. Vai. Dio telefona a Radio 2 e chiede se si può abbassare il volume.
da lassù, ha chiamato. Oh, incredibile. Sai che più diventi, non voglio dire, più cresci e la voce è più incredibile. Mi sono fermato a 1,67. Senti, ma da dove vieni tu? Perché so che ieri guardate adesso e sentite dove va solitamente a cantare Albano. Dove eri fino a ieri? Ero in Ekaterinburg, in Siberia. A cantare. Come si fa a cantare in Siberia? Si canta con la voce. Ma che pubblico c'è? Muschi, Micheli? No, a parte gli scherzi. Straordinario, sanno tutto di più. Poi Ekaterinburg è nota perché lì hanno ammazzato lo zar Nicola II. Romanov. Quindi, sì, Romanov. E c'è un monastero, perché sono andato a visitare questo monastero. La cosa bella è che i preti, i monaci, hanno detto: io da bambino sentivo sempre le tue canzoni. Pure loro? Pensa sì, incredibile, col mangiadischi come il mio. Esatto. Sentivo sempre le tue canzoni, non c'è villaggio in Russia che non cantino le tue canzoni. Bella sta cosa. Quando noi non ti vediamo in giro in Italia, sappiate che Albano c'è. Sta sull'isola. Ma va in giro. Dove andrai adesso invece? Domani Colonia, poi andrò in Canada, poi sempre in giro, dai. Sai, sempre in giro. Colonia, in Germania vai, quindi troverai tutto ambiente mondiale, mondiale di calcio, caro Montali. Seguirai il calcio? No, non c'è bisogno del microfono, guarda. Sì. Seguirò assolutamente il calcio come tutti gli italiani. Saremo tutti lì anche a fare il tifo. Sì. Tu Sandy Martin per chi tifa? Io Real Madrid. Perché? Sì, io vivo a Madrid. Tu vivi a Madrid? Io vivo a Madrid. Perché lui è un misto, dovete sapere quando. Sì, un fritto misto, un po' dappertutto. Sì, perché la squadra di Ibiza non c'è. No, perché purtroppo di pomeriggio gli pizzenchi dormono perché non. Allora mi tocca Real Madrid. Mi ricordo che era bellissimo che a Ibiza ci sono queste spiagge meravigliose, c'era quella dei nudisti, come si chiamava? Io no. Quale? Una isola, una spiaggia. Escavagliet. Alle Scavagliet. Io andai, mi ricordo alle Scavagliet. Sì. Mi misi nudo anch'io, per la prima volta nella mia vita. E lì non ci fai caso, lo sai, anzi se sei in costume te guardano un po'. Sono stato. Hai notato che quelli in costume sono quelli carini, però quelli grassi, quelli proprio. Tutti. Quelli lì si devono spogliare. Esatto, invece quelli belli non si spogliano mai. Si spogliano sempre quelli che hanno il gamberetto. Sì, con due uvette. È vero. Sì, è vero. E così vedi, soprattutto quelli nordici, i nordici sì, soprattutto. Svedesi. Però calzini non si ritolgono. No, calzini e nudi, incredibile. Una cosa, no, comunque l'isola bellissima, insomma, di Ibiza. Vedo che Albano parla a gesti, non so con chi parli, con Romina? Mia figlia che sta andando via. Vai via? Allora ti facciamo ancora tanti auguri, so che oggi è il tuo compleanno. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Romina. Happy birthday to you. Madonna, che bello. Avere un papà così, si baciano, papà e figlio, ci vediamo dopo. Stasera festeggerete insieme? Ce la fate? No. Io devo tornare a casa. Tu torni? E poi domani mattina alle 6 sono già sull'aereo per Colonia. Beato te che prendi l'aereo, perché perlomeno. Attenzione, ieri. Aspetta. No. Ancora fischi? No, perché c'era la canzone che cantavano in Siberia con i comunisti, lo sai, era. Qual è? C'era felicità e mangiare un panino con dentro un bambino, la felicità. Allora attenzione, le ex di Sandy Martin, attenzione, le ex di Sandy Martin ascoltano la radio e si recano in via Asiago, bloccato il quartiere Prati. No, adesso ti sei fidanzato, diciamo seriamente. Sì. Sandy Martin è fidanzato seriamente, un vero? bacio a Manuela. Sì, seriamente. Di dov'è la Lei tua? è romana, è di qua. È di qua? Sì, qua vicino poi. Dove esattamente? Piazza di Pietra. In centro. Sì. E quindi sei sempre a Roma? Io quasi sempre sono a Roma. Quindi devi imparare un po' di romanesca. A Checco. Come a Checco? A Checco è la voce. Ma è la volta buona, quella che ti sposi? Non lo so, io spero di sì.
Spero di sì, magari dei bambini, che ne so. Prendi tuo esempio. No, mio. A fianco a te c'hai un Black and Decker, il campione. Ma sai che Albano ha fatto 3 generazioni? Lo so, Albano è uno che insomma. Li ho fatti a coppia. A coppia in una generazione, l'altra che è presente, e gli altri 2 che sono alla fine del mondo. Quanti ne hai in tutto? Hai notato che lui parla senza microfono e si sente? Sì, è vero. Era senza microfono. Si sentiva. Albano era senza microfono. Si sente lo stesso. Ora noi vi dobbiamo. Preparatevi per la canzone, in qualche modo, perché adesso abbiamo. La pubblicità. Io pensavo ci fosse una cosa. Vabbè, la dobbiamo mandare, ci pagano. Mandiamo un attimo. Pubblicità. Tesoro? Sì. Posso chiederti una cosa? Certo, cara. Preferisci Natalie o Marilyn? Sono bionde o brune? Cretino, parlavo dei letti Flu. Entra nei punti vendita Flu e scegli Natalie, Marilyn o uno degli altri letti del concorso Flu. Dal 1 giugno al 31 dicembre 2006 puoi vincere il tuo letto preferito, ma affrettati, è un'opportunità da non perdere. Flu, la cultura del dormire. Il regolamento completo sul sito www.flu.it. Lucio Dalla è Pierino e il Lupo, il sensazionale spettacolo per la prima volta in DVD a soli €9,99. In edicola. Al lupo, attenti al lupo. Attenti al lupo, ma si può. Nesta. Mamma, ma papà non aveva detto che andavi in Germania per lavoro? Sì, perché? E chi è quello con la faccia di papà nella curva dei tifosi italiani? Cosa? TV Color, LCD e Plasma Autobox. Per cogliere ogni particolare dei tuoi mondiali. www.autobox.it. Tu sei? Alex. Life is? Ovvio, quando suono con il mio gruppo. Allora la tua vita va a tempo di musica? Sì, la mia preferita. Fantastico. Lo sai che da oggi puoi scegliere tra tantissime canzoni per personalizzare la suoneria del tuo cellulare? Allora tra tutte troverò anche la suoneria del pezzo scritto da me. Beh, prova. Scarica sul tuo cellulare le suonerie Real Music e polifoniche di Vodafone Live. Trovi una selezione vastissima delle migliori canzoni tra cui scegliere la tua suoneria. C'è anche Dani California dei Red Hot Chili Peppers. Il bambino nel tempo di Eros Ramazzotti. Per info e costi Vodafone.it. Life is now. Vodafone. Mamma! Dai, dillo con me, tesoro. Mamma! Non vuoi parlare? Vabbè, allora facciamo una foto con Coolpix. Sì, Coolpix si nasce perché con le fotocamere digitali Coolpix è tutto più facile e divertente, grazie a tante funzioni innovative e tanti modelli su misura. Fotocamere digitali Nikon Coolpix, tecnologia semplice, qualità Nikon, divertimento puro. Dal premio Oscar Robert Altman, il film che ha commosso ed entusiasmato il pubblico e la critica al Festival di Berlino 2006. Il nuovo Nashville che colpisce al cuore. Il premio Oscar Meryl Streep. Il premio Oscar Kevin Kline, Tommy Lee Jones e Woody Harrelson. Radio America, dal 1 giugno al cinema. Radio 2. Ci risiamo, eccoci, viva Radio 2. Ci stiamo allenando, camminando. Allora, c'è una grande sorpresa. Sì. C'è una grande sorpresa per tutti voi, e due. Per tutti e due. Sì. Un attimo che mi collego, Sì. Pronto? Pronto? Ciao Domenico. Ciao. C'è Simona? Ah, Fiore, ciao. Sì, un attimo, te la passo. Pronti? Chi è? Ciao Fiore, come va? Tutto bene? Tutto bene, ma siete in diretta? Sì, siamo in diretta in questo momento. Simona Ventura! Come va? Ciao Simona! Come va? Ci sono qua. Come va? Chi è? Tutto ok? Ma Come no, va? non ci posso credere, c'è Albano? Sì, anche Sandy Martin. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Ma cosa ci fate lì? Siete ancora in diretta? Sì, siamo in Noi diretta. siamo sempre in diretta. Ma non vi stancate mai, devo dire. Perché dovremmo? Perché dovremmo? Ma c'è anche Sandy? Sono qua, Che sono è una qua. Sandy Ciao questa voce? Sandy! Come stai, bella? Tutto bene, ma come sei messo a gnagne? Sai che Lori del Santo mi parla sempre di te? Niente, siamo qua a fare. Dimmi. Dimmi! Sì, abbiamo fatto un disco assieme e la stiamo promozionando. Meraviglia!
meraviglioso, l'ho sentito. Ti perché piace? Fiore Non ho capito, hai fatto un disco insieme a Ti punzecchia tutti i giorni. Non oso ripetere quello che dice della vostra canzone. Cosa dico? Cosa dice? Ecco, ne dice veramente di ogni, è vero? No, Ecco. diciamo che è bella, dai. Ragazzi, diciamo ma che perché non venite come ospite alla prossima edizione di Music Farm? No, venite a dare lustro, cioè Sandy Albano, perché quest'anno non è andata molto bene, perché nelle precedenti edizioni c'erano cantanti finiti, quest'anno cantanti come Pago, Laura Bono, eccetera, eccetera, non erano nemmeno iniziati, diciamo. Si può peccare solo una volta nella vita. Cattiveria, ragazzi. No, poi magari nella Farm potrete dire qualcosa di sensato, di intelligente, perché quest'anno con Califano per sentirgli dire qualcosa di sensato abbiamo dovuto aspettare che si addormentasse. Ecco, per dire. Simona, ecco, ma cosa hai mangiato? Pane e veleno oggi? Una vipera? No, ma scherzo. Fiore, sì, dimmi. ma che faccia hanno loro? No, è la faccia che sai tu. Ma tu dove sei in questo momento? Sono qui, sono a Radio 2. E perché non esci un attimo e ti fai vedere? Subito. Dove sei? Dove? Dove sta? Eccola là, vedi. Ma non è Fiorello che sta invitando la no! È la Gabriella Germani! Scusate. Quando gli ha parlato di. Sì. Devo dire che Sandy Martin ha avuto un momento di quando ha cominciato a parlare di Lori del Santo, sì, ha avuto un momento di panico, perché non è vero? Ma sì, mai. Non hai mai. Hanno giuro. abboccato veramente. Un pochino all'inizio io primi 10 minuti studio. Peccato che sia durato su 10 secondi. Bene, Scusate, adesso noi ci dobbiamo collegare purtroppo con purtroppo seguite il cinema? Albano? Sì. Ci vai al cinema ogni tanto? L'ultimo film che hai visto? Ben-Hur, no? 15 anni fa. Quale? L'ultimo te lo ricordi? Sai che non me lo ricordo neanche. L'ultimo Il Padrino. Il Padrino, pensa te. 72. Tu invece, Sandy? Io non vado al cinema, però guardo molto cinema. In casa. In casa, in TV, così. Sì. Che genere ti piace? Ma tutti Tu intanto per non sbagliare piacciono tutti, che ci frega. Noi abbiamo sempre in collegamento con noi un grandissimo regista, cineasta famoso, non ha avuto quel che meritava, si aspettava a Cannes purtroppo, quindi adesso noi lo sentiamo, è Nanni Moretti, sentiamo infatti. un po' che cosa succede. È tornato sconfitto dalla Croisette, sentiamo se riusciamo, poveretto, del resto sconfitto e non c'è niente da fare. Sconfitta sarà tua sorella. Ecco, sapevo che. Ma cosa me ne può fregare del giudizio dei francesi? Vabbè. Un popolo che ha come eroi nazionali Asterix e Obelix. Dai, un nano e un obeso, per favore. Ma cosa vuoi che ne capisca di cinema? Un popolo che al posto del cervello ha le pomme fritte. La sento un po' risentito, Moretti. Assolutamente no. Meno male. Ma figuratevi se posso mai adirarmi per così poco. Certo. Ma dai, in fondo il giudizio dei francesi non mi tocca nemmeno, non mi importa nulla. Ecco. La mia opera va al di là dei giudizi della gente. Bravo. Ma che prendono la Tour Eiffel e se la mettono. No, benissimo. Grazie, Moretti. Ecco. La mia attività va avanti, non mi fermo mica per queste sciocchezzuole. Certo, ci mancherebbe. Intanto sto pianificando l'attività del Sacher nei minimi particolari. Cosa state preparando a Sacher? Non lo so, un attimo. Sì. Barbagallo, cosa proiettiamo stasera? Nanni, stasera c'è la rassegna del cinema esistenzialista bulgaro. Sai che gioia. Dimenticavo, zero. È una serata leggera da passare al Sacher con tutta la famiglia. Barbagallo, non è che così rischiamo proprio, corriamo il rischio di diventare nazional popolari. Sì, perché capito. Nanni, ma che stai a dire? Ieri all'anteprima del cinema bulgaro Franco Battiato si è addormentato. Se si addormenta lui vuol dire che è proprio. Va bene. Senti, comunque si tratta di una rassegna di registi bulgari, tra i quali spicca la nuova promessa, il giovane
Andrei Akakarev. Si chiama Akakarev di cognome, giusto? Sì. Ho capito. Con la sua pellicola che si chiama Colica. Ah, bella. È la storia di un turista americano a Sofia. Sì? Colpito da una potentissima colica renale che non riesce a esprimersi in bulgaro e spiegare ai medici quale sia il suo male. E dunque soffre come un cane. Vabbè. Memorabile e straziante la scena in cui un'infermiera innamoratasi del paziente riesce a capire attraverso l'universale linguaggio dell'amore quale sia il dolore che affligge il povero americano. Meno male. Ma purtroppo è tardi. E il turista spira tra le sue braccia. Mamma mia. Ma che in rogna. effetti, a pensarci bene, ha ragione Battiato, un po' palloso. Volendo andare Unico pregio, diceva? Della pellicola è che è muta. Ah, pure muta. Coi sottotitoli in bulgaro. E vabbè, e con questo vi saluto. Mi salutate Albano. Sì, è qui, glielo passiamo se anche vuole. Sandy Martin. Anche Sandy Martin. Mi ricordo i tempi in cui a Barbagallo andavamo al Ciel, che è un bar che Sandy gestiva. Ho capito. Al Paccia di Ibiza. Di Ibiza. Vuoi sapere come facevo quando ballavo? Sì. Questo è il divertimento massimo di Moretti. Grazie a Nani Moretti. C'è una notizia, l'amministratore delegato di Banca Intesa, sai, Passera? Sì. Ma perché non si può dire? No. Scusate, ora a Firenze. Allora, Montali, lasciategli un microfono a Montali, se no tu diventi veramente il maratoneta. No, siccome Montali è una persona seria, come qui c'è scritto, legga lei cosa c'è scritto? Passera, amministratore delegato Banca Intesa Passera. Si chiama due Passera. Ecco, così, giusto era per dire. Quindi Passera darà degli aiuti ai progetti sulle staminali. Niente, Prodi replica, dice, trattandosi di Passera speravamo in aiuti per la fecondazione. È bello vedere una foto, c'è una foto meravigliosa, guardate, di Prodi e Mussi che veramente, guarda, ve la raccomando, io anzi da ritaglio e voglio farci un quadretto per il mio comodino in modo che è bello. No, si può fare, le vale sempre sospirare. Ti ricordi? Sì, tu come sei messo con la politica? Segui la politica spagnola? No, credo, non ci capisco niente. Niente, sai che c'è in Spagna chi è il primo ministro? Chiaro, c'è Zapatero che è arrivato dopo 8 anni di quelli di destra, che era Aznar, vedi? No, so più o meno. Prima c'era Gonzales. Speedy. No, Speedy è durato 12 anni. 12 anni Gonzales, sa tutto però, vedi alla fine. Vedi. E tu chi preferisci? A me non frega proprio niente. Però vedi che è bello così, proprio il qualunquismo puro, però. Zapatero che poi vuol dire, sai cosa vuol dire? Calzolaio, no? Scarparo. Come Schumacher vuol dire Scarparo. Avessimo un pilota che si chiama Scarparo e Schumacher fa figo. Invece Albano, non parliamo di politica, tu dovresti essere così, secondo me sei sul centro-sinistra. Sai che ancora mi chiedo dove sto e non lo so. Vabbè. Non lo so, io sono più per gli uomini, indipendentemente dove stanno, che operano bene per questo paese. Che cosa? Quello è importante, perché poi alla fine ormai i colori non affascinano più nessuno. Se le compagini litighino tra di loro, ad esempio tipo 4 mesi per capire chi ha vinto, e nel frattempo le strade rimangono quelle che sono, i stipendi rimangono quelle che sono. Ora non è perché noi facciamo una vita agiata, perché noi diciamolo, Baldini, io, te, Albano, io me li ballo, però ma è divertente fare politica? Me lo dice non chiedo, perché vedo che si sbranano tra di loro per un motivo ci deve essere. Qualcosa no, qualcosina ci deve essere. Vedi che Sandy nella sua ibizzaggine perché lui viene da Ibiza, ha detto una cosa che secondo me è giusta. Sì, perché un motivo è perché si sbranano così per arrivare al potere, perché vuol dire che qualche tornaconto ci sarà.
insomma, tu pensi che lo facciano solo per il bene della gente? Io proprio devo essere sincero, non ci credo. Non ci credo. Cioè, se noi cantiamo lo facciamo per passione. Ma sai cosa credo? Che loro forse cominciano con buone intenzioni, poi pian pianino vanno su, se ne poi dimentica, dopo, esatto. E quando lo leggi dice io fra 5 anni voterò Sandy Martin. Comunque no, lui io lo so, è Albano e CL, Comunione e Liberazione. No, scusa, Cellino, vero? Allora, direi, vedendo l'orario, siamo pronti. Io volevo solo ricordare una cosa strana. Posso ricordare che un mio amico che si chiama Massimo Perla, sapete chi è Massimo Perla? Massimo Perla è un addestratore di cani con cui ho lavorato. Certo. Ho lavorato perché lui è talmente bravo. Quando io ai tempi facevo degli spot con un cane che tra l'altro voglio salutare così la memoria, perché purtroppo non c'è più, Shonik. Shonik non sbagliava mai. Io sì. Io sbagliavo, stop Fiore, dobbiamo rifare. Quando il cane ti guardava cosa, mi guardava e mi diceva ma va, c'aveva anche la roulotte, sai, la roulottina. C'è una gara, pensate, ci sono 400 cani provenienti da tutto il mondo, venerdì e sabato 2-3 giugno, quindi domani, se non sbaglio, domani parteciperanno a Roma alla gara internazionale di Agility Dog all'Indiana Iowa, che è qui a Roma. Bene. E si sfideranno nella finale del campionato italiano Meticci. Senti, Meticci bello. Da vedere è veramente meraviglioso. Io ho visto delle cose delle cose pazzesche. Tra l'altro lui è talmente abituato ad addestrare cani che io una volta ho visto, lui non se n'è accorto, con i suoi figli, c'è un figlio, ha chiamato suo figlio Rocco e diceva Rocco così ti giuro Rocco la cosa papà. Quindi saluto Massimo Perla con i suoi cagnetti. Se siete di Roma o se passate da Roma andate a vederlo perché è veramente bello. Ciao Massimo, hai visto, ogni promessa è debito. Parliamo di un altro cane? Chi? Di Federico Taddia, che fa questa maratona, Maratonaire, parlerà con 100 radio in 4 ore. È un record, andrà nel Guinness dei primati, potrebbe entrare nel Guinness, ce la farà, vederlo in faccia. Venerdì 2 giugno dalle 15 alle 19. Ascoltatelo su Rai 2. Esatto. Allora, stiamo prendendo tempo perché stiamo arrivando al momento clou della puntata di oggi, cioè l'esibizione di Camminando por la Calle. Anche se poi devo dire una cosa, prima volta che la facciamo, Albano l'ha sentito solo e lo so che non volta. se la allora facciamo una cosa, se la sa proprio. Ho un'idea. Perché non metti un disco e noi ci lavoriamo sopra? Ok, allora noi mettiamo il disco, o se no parliamo con Mike intanto. E nel frattempo loro si sentono in cuffia il disco, perché ok? Passare il disco e noi ci lavoriamo sopra. Passiamo il disco? Allora passiamo il disco, voi ci lavorate sopra, ok? Vai col disco. Signori, Camminando por la Calle. E poi dopo nel finale, dopo Mike, lo facciamo dal vivo. Camminando por la calle yo te vi. Caminando por la calle yo te vi. Io también. Caminando me enamoré de ti. Da domani su Radio Kalimba, Caminando por la calle yo te vi. Caminando por la calle yo te vi. Caminando me enamoré de ti. Caminando me enamoré de ti. E adesso parte del maestro. Vai maestro. No. Hey. No. Studia l'Albano, Madonna che bella. Adesso arriva lo difficile. Ecco, qui c'è il momento del piede pestato. Eccolo. Caminando por la calle yo te vi. Caminando por la calle yo te vi. Caminando me enamoré de ti. Caminando por la calle
calle yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi. Caminando por la calle yo te vi, yo te vi. Caminando me enamoré de ti. Ancora una, poi ti tocca. Ancora un altro giro. Caminando me enamoré de ti. Eccolo. E vai maestro. No, 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 no. Whoa. No, 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 no. Whoa. Dal vivo. No, 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 no. Io te vi. Per la prima volta è fatto da Dio. Grandiosi dal vivo. Oh là là. Signor Mike. Amici ascoltatori, allegria, ho sentito questa canzone. Sì. Ecco, direi che l'hanno fatta bene. L'hanno fatta non bene, mai fatta. Volevo salutare Albano. Sì. Come Ciao, stai? Mike. Ne abbiamo fatte di cotte e di crude. Pensate che una volta Più di gote. andiamo in Siberia, andammo, Ah. e mi ricordo che quando Albano andava in calore scioglieva i ghiacci. Lei E sì pensate che io una volta Sì. andai con una siberiana, ma purtroppo era buio, e beccai una transiberiana. Roba da matti. Vabbè, succede. Avete visto che casino, che rebelotto? Ma che è successo, signor Mike? Avete letto i giornali oggi? Tipo? E non avete letto nulla? Sì, ma quale? Allora minacciano scioppare Scioperi? Che sciopari? È americano? a Mediaset. Mediaset, Lo sapete? sì. Canale 5 è rivolta. È vero, è vero, Il è mondo va al rovescio. Lei come la pensa, signor Mike, su questo argomento? Sono come la Svizzera. Sono neutrale, però so io come tratterei quelli là. Vabbè, non mi dica adesso sparerebbe sugli scioperanti. Non c'è mica bisogno di sparare, perché mi hai preso? Oh, meno male. Sgancerei i cani e basta. Ecco. Una bella muta di molossi, ascoltatori, e si tornerebbe tutti felici e contenti al lavoro. Vabbè, santa pazienza. È pronto il piccolo involtino rancido? Sentiamo Forza. se c'è. Forza, non ridere. Ehi Piccio, eccomi qua, mi chiamo Dario e vengo da San Sicario. Ma sembra allora genovese. Mario Bianchi vorrebbe fare il piemontese, Sì, ma non ci gli riesce, no. Va bene. Ma uno normale non c'è, scusa. Allora, piccolo microcefalo, da dove vieni? Da San Sicario qui. Ecco, il sicario è quello che assolderò per far sparire la tua sagoma se continua a infastidirmi. Va bene Piccio. Allora, non chiamarmi Picciu, va bene? Va bene, da lingua fa la Brock. Mario Bianchi manda la sigla, se no stasera il TG5 aprirà con una notizia di cronaca nera. Sentiamo. È nato il Grand Hotel Rovagnazzi, amici ascoltatori, il primo albergo a 4 ghiande, super lusso, e se vuoi passare una notte da favola prenota la suite Porcella con specchi sul soffitto, idromassaggio a 2 piazze, sauna suina e bagno porco. Buona Peppa, buona Faust. Allora si ciula. Ma cosa ha detto? Ma cosa ha detto? Si ciula. Lo dici ancora, eh? Ma lo sai che dovrei lavarti la bocca col sapone? Sì. Che ne sai tu di queste cose che ti fai ancora le zaganelle chiuse in bagno, col postal market, forza! No, signor Mike, il bambino ha parlato così ma non sa niente di queste cose. Tua sorella invece le sa, Anzi, se la senti, caro Baldini, digli che l'ultima volta che sono stata a Firenze ho lasciato i pantaloni da cowboy con le frange e gli speroni in camera sua. Addirittura, vabbè. Forza e coraggio, rimandate la sigla. Il Grand Hotel Rovagnati, per un soggiorno suino da favola, approfitta dei suoi speciali comfort, come ad esempio il servizio maiale in camera. Per una nottata movimentata e setolosa. Uè, fila tu! Allora lo vedi che avevo ragione io. In quel posto si fa la roba. Fioca!
fatto che non capisco una cippa di quello che esce da quella fogna che hai a posto della bocca. In ogni modo mi sembra di capire che ti piace, diciamo. Ti piace l'universo femminile? Ti va di darci una sbirciatina? Sì, boia Faust, fammi vedere l'universo femminile. Adesso sembri russo, Sì, sembra siberiano adesso. Non è così che si fa il piemontese. No, però. No, stai parlando mezzo russo e mezzo brasiliano. Vuol vedere. E purtroppo ne abbiamo uno solo, quindi che dobbiamo fare? Vuol vedere l'universo femminile. E allora vieni che te lo faccio vedere. Chiudi gli occhi. Chiudo gli occhi. Forza, conta fino a 3. 1, 2, 3. Ecco, volevi vedere l'universo femminile? Io intanto ti ho fatto vedere le stelle. Ripassa domani che ti faccio vedere i pianeti, va bene? Allora bene, adesso sai cosa facciamo, Mario Bianchi? Ci andiamo a fare 4 risate. Andiamo da Mastarotta che sta facendo la telepromozione dello spray nasale, va bene? Lo sai che facciamo? Glielo riempiamo di cocaina, così quando tirerà sullo spray lo sai come corre? Allegria, amici ascoltatori. Grazie signor Mike. E va bene. Attenzione, una notizia è uscita da poco. Eccola. Il principe Alberto di Monaco, in viaggio diplomatico in Russia, ha riconosciuto come suo figlio Albano. Dovevo venire qui per ringiovanire. Per ringiovanire, è incredibile. Allora, noi avremmo concluso. Io volevo salutare tanto il nostro allenatore Montale di pallavolo con l'augurio non si fa, in bocca al lupo per la nuova avventura e soprattutto per uno sport che in generale sta riscuotendo non solo simpatie ma proprio appassionati. Anche il campionato, devo dire, italiano è pieno di talenti, sono molti gli stranieri che vengono a giocare. Come si chiamava l'olandese, quello forte? C'è un olandese, quello alto, Van de Goor, ce ne sono tanti. Beh, è il miglior campionato in assoluto che c'è al mondo, è come l'NBA per il basket, insomma. Di chi avete paura, tra virgolette? Chi sono i più temibili? Dunque la squadra che ha più talento e più eccellenza è i brasiliani. Brasiliani. Sono loro che hanno inventato la battuta. C'era una battuta che loro facevano, si chiamava Una giornata tra le stelle. Si chiamava così? Perché era una battuta che facevano come una volta, dal basso verso l'alto, la tiravano verso l'alto, praticamente stava una giornata intera, il pallone tra e le poi stelle. Cadeva a terra. Guarda che le battute che si fanno adesso sono pazzesche, è quasi come una schiacciata, cioè proprio. Ma c'è una regola, cioè nel senso la palla deve essere colpita prima che superi la linea del bordocampo. La linea di fondo campo, sì, perché se si tocca coi piedi si fa fallo. Si fa fallo, capito? Bello, la pallavolo è veramente un bello sport. Io lo vedevo sempre la notte quando potevi solo che vederlo, perché vedevo la pallavolo, quella sulla spiaggia femminile. Quello lì, sì, perché lo so, perché la guardavi, che ti piacevano vedere. E poi fa bene, Fiore, la pallavolo fa bene, in generale. Fa bene, proprio bene. Anche quelli sfatiamo il mito che bisogna essere alti per giocare a pallavolo, perché anche tu, Baldini, potresti essere un buon alzatore, no? Perché l'alzatore credo che sia una figura importantissima della pallavolo, perché deve mettere la palla sempre in ogni momento della partita, da qualsiasi posto del campo all'indietro, metterla, come dire, servire in un piatto. Fiore, sei preparatissimo, certo, giocato, sono molto preparato sulla pallavolo. Io di palle. Io guarda, pallavolo e poi calcio e basket ancora non mi piaceva. E anche il tennis, ero portato per il tennis. Io ero portato per l'ippica, ma lo so, ti è andata male. Albano, tu come sport hai mai fatto? Facevo molta ippica. Vedi? Sì, perché tu a cavallo andavi lì, ti ho visto diversi filmati sui cavalli. Mi piace molto pesca subacquea, ma la pesca visiva, non quella per ammazzare. Quella diciamo con le foto, come il bird watching, fish watching. Mi perdo, ore e ore. Mentre lo sport preferito di Sandy Martin non ne parliamo, sappiamo. Diciamo che anche lui
Possiamo dirlo, anche lui cavalcava. Sì, vabbè, diciamo così. E gli piaceva. Sì. Allora, perché solo al passato? No, perché adesso è fidanzato ed è pure fedele. Grazie. Si chiama Confalonieri di cognome. Sì. Fedele, esatto. Confalonieri. Terzino dell'Inter. Volevo salutare una nostra ascoltatrice che viene anche a trovarci qui parecchie volte, Ileana, che oggi fa il compleanno, la salutiamo con tanto affetto. E anche la signora Giuliana che ci ascolta dalla clinica, noi la salutiamo e gli Noi auguriamo oggi abbiamo detto miliardi di cose e non possiamo mancare di dire questo, che il 9 giugno l'ultima puntata di Viva Radio 2 andrà in onda in TV in diretta sul canale 120 Rai Sat Extra, quindi da non guardatela. Cos'è? C'è un'anza? La fidanzata di Sandy Martin è una squadra di pallavolo femminile. Una squadra di pallavolo. Dai, basta. Dai, poi dopo faccio brutte figure così. Invece non è vero. Io mi ricordo, guarda, a parte scherzi, io mi ti ricordo, c'è un cartello che io non leggo, sono ciecato. Fiore saluta Sunte, cos'è? Sunte, fatto. Sunte, ciao Sunte, fatto. È una cosa latina, Sunte, no? Io saluto Gianluca, tanto per salutare. Certo, Sunte, perché dal latino io sogno, tu sì, tu sogno. Esatto, giusto, è così. Una cosa del genere. Allora, abbiamo finito? Mi dispiace. Salutiamo Fiorello, Marco Baldini, i nostri ospiti, Albano, Sandy Martin, grazie. Gabriellina Germani che ha fatto l'avventura. Scusate, rinnoviamo l'appello ad Andrea Salvetti. È vero. Andrea, se ti venisse come idea, tu ci andresti Albano? Come guest star, perché con Sandy la faresti la partecipazione? Perché no? Altro che? Però lo facciamo? Facciamo, dai. Andrea, chiamaci che siamo pronti. Siamo pronti. Sandy Martin e Albano che ti cantano Camminando per la calle. Poi devo dire una cosa solo. Disco esce giorno 15 di questo mese, dovevo dirlo. Devi dirlo. 15 di questo mese. Allora in tutti i negozi, spero che vi piacerà. Perché se più gente lo compra, più c'è possibilità di andare al Festival Bar. Che tra l'altro, diciamolo, Sandy, tu l'hai vinto un Festival Bar o no? Io ho vinto, credo 2 Festival Bar, quindi Andrea, fosse altro per quello. Anch'io l'ho vinto. Hai vinto anche tu un Festival Bar? Quando? Con Nel Sole. Sempre quella, vedi? Naggia, Nel Sole. Senti, però vogliamo andare all'Arena. Ma andiamo all'Arena. Addirittura? Esatto. Sarebbe bello. Vabbè, sai, è il posto più bello del mondo per cantare. Andrea sta sentendo la radio, magari qualcuno glielo dirà. Se non stesse sentendo la radio, qualcuno glielo dica. Andrea, Sandy Martin e Albano ti cercano. Andrea si è perso, non quello è un altro. Allora, non sa tornare. Abbiamo già sforato di 5 minuti. Spostati? Tranquilli, andate avanti. No. Sì. Adesso noi faremo Camminando per la calle dal vivo e vi lasciamo la linea. Facciamo come prima che è meglio, dai. Salutate Montali. Ok, vai dal vivo, Lolli. Insieme, disco e live, vai. Vai, disco. Lolli. No, aspettiamo disco. te. Vai Lolli. Vai Lolli. Don't worry. Hey. Be happy. Dal vivo. Caminando por la calle yo te vi. Fiore. Caminando por la calle yo te vi. Caminando me enamoré. Di chi? Di chi? De ti. Caminando por la calle yo te vi. Caminando por la calle yo te vi. Caminando me enamoré de ti. Volevo salutare il mio amico Kalimba di Radio. Caminando me enamoré. Gabriele Pietolini, auguri. Hey, tutti, vai! Caminando por la calle yo te vi. Caminando por la calle yo te vi.
Camminando me innamoré. Difficile in testa. Attenzione che con l'acuto di Albano si è aperto il garage di Radio 2. Camminando con la calle io te vi. Ma tu lo vedi acuto questo? Camminando con la calle io te vi. Camminando me innamoré. E ti. Camminando me innamoré. E vai maestro, vai Albano! Ehi! Due, e vai! Caminando por la calle yo te vi. Camminando por la calle io te vi. Ciao a tutti, questa sera la replica. Ma per par condicio dovremmo mettere un brano mio, immagino. Hai ragione. Amara è bella. Ce l'hai? Vai. Oh, Mamma America, quello che numero facevo. uno, Mamma America numero uno. Allora, Number one. scusate, Mettete. Possiamo? Sì. Nuovo inno nazionale. Allora, di Albano, Mamma America? Yes. Mamma America. Mamma Bene, mia. allora lo sentiamo, Mamma America, e noi vi salutiamo adesso sulla canzone, ok? Ok, sigla di chiusura. 1, 2, 3, Albano, Mamma America, grazie a tutti, ciao. Penso
non ti